di guerra a Padova, il ministro della difesa Crosetto rassicura nessuna richiesta per l'utilizzo delle basi americane. L'Italia non si preoccupi, il convegno al Bo'. Terzo mandato agli sgoccioli, decisivi i prossimi giorni, ma sono in pochi ormai a crederci, a partire dall'assessore regionale della Lega che si rilancia come candidato governatore e attacca Forza Italia. Attimi di paura lungo la strada regionale 11 ai confini tra Rubano e Mestrino, dove un albero è caduto finendo su 3 auto in transito, danni ingenti ai veicoli, lesi per miracolo gli autisti. Frana di Cancia a Borca di Cadore, in un video le immagini impressionanti del momento esatto in cui l'onda di rocce e fango raggiunge l'abitato. Ucciso il bandito in fuga dopo l'assalto al bancomat, inviata al presidente Mattarella la richiesta di grazia per l'ex guardia giurata Massimo Zena a presentarlo alla Lega dopo una petizione di 1500 firme. Condannata all'ergastolo per l'omicidio della madre nelle Marche, ma si trovava in Veneto, i carabinieri rintracciano e arrestano a Piove di Sacco la 53enne. L'addio a Fatos Cenai, il 58enne ucciso da un proiettile che lo ha raggiunto alla testa a Fontaniva, nel centro Nicolini del comune, il saluto laico della famiglia e degli amici. 26, 27 e 28 giugno sono le date più accreditate per il matrimonio del miliardario americano a Venezia, ma c'è ancora incertezza e si vocifera su una toccata e fuga di Bezos in laguna per un sopralluogo. Far crescere il turismo attraverso la promozione di uno dei gioielli architettonici della Marca e del Veneto, e questo formando i cittadini affinché siano preparati alle domande dei turisti. A Villa Barbaro di Maser una serata speciale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, che si aprono, come avete sentito, con la visita a Padova del ministro della difesa Guido Crosetto. Tanti temi affrontati, naturalmente quello della guerra in Medio Oriente. Rassicura nessuna richiesta per le basi americane, l'Italia non si preoccupi. L'Italia non deve preoccuparsi, io sì, perché ho la responsabilità della difesa dell'Italia. L'Italia non è il caso che si preoccupi, per adesso le guerre sono ancora lontane, anche se il mondo è un mondo più difficile di quello che c'era 4-5 anni fa. Rassicura l'Italia da Padova il ministro della difesa Guido Crosetto. Nonostante i venti di guerra che soffiano dal Medio Oriente, per il nostro paese non ci sono rischi, e anche per il territorio triveneto, dove sono presenti 2 basi americane a Vicenza e ad Aviano. Il ministro ha puntualizzato che non ci sono state richieste da parte dell'amministrazione americana. Non si deve preoccupare. C'è una convenzione che disciplina l'utilizzo delle basi. Qualora debbano essere utilizzate per motivi diversi da quelli normali, deve essere chiesto l'assenso al governo, e nessun assenso, come ho detto stamattina, è stato mai chiesto. Il ministro ne ha parlato a Padova, invitato ad un convegno su pace e difesa nazionale, dove, con un lungo intervento, ha sottolineato come il mondo sia cambiato e le dinamiche che lo regolano sono diverse. La NATO non ha più ragione di esistere, perché una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, adesso il centro del mondo è il mondo. Il mondo una volta erano gli Stati Uniti e l'Europa, adesso gli Stati Uniti continuano a essere rilevanti nel mondo, l'Europa meno, ma c'è tutto il resto del mondo, non solo il sud del mondo, i grandi attori con cui va costruito un rapporto. L'urgenza è quella di dialogare con il mondo per far rispettare il diritto internazionale. La via è quindi quella di far crescere gli organismi multilaterali, superando ad esempio l'ONU, che ora, ha sottolineato Crosetto, conta meno dei singoli stati. Io penso che l'unica opportunità che ha il mondo di avere pace nei prossimi decenni è di avere organismi multilaterali forti, credibili, in grado di intervenire quando una nazione calpesta il diritto internazionale o il diritto umanitario. Adesso non li abbiamo, quindi sta a noi cercare di costruirli, ma noi siamo tra i paesi che vogliamo, e da 2 anni, da quando siamo al governo, parliamo di una nuova importanza degli organismi multilaterali. La politica agli sgoccioli, la questione terzo mandato, decisivi i prossimi giorni. È caduto questa possibilità, mi dispiace molto, guardiamo avanti, decidiamo il candidato, che sia un candidato o una candidata attrattiva, che possa dare risposte ai veneti che meritano evidentemente di essere rappresentati al meglio. Lei si candiderebbe? Assolutamente sì. Anche perché, visti i nomi che girano, non capisco per quale motivo uno con il mio curriculum e con la dedizione che ho sempre dimostrato in questi anni non potrebbe candidarsi. Assolutamente sì. Punto primo, Bulldog marcato, il tema del terzo mandato lo dà già per chiuso e impacchettato, ed è difficile dargli torto. Punto secondo, l'assessore regionale si rilancia come candidato a Palazzo Balbi. Se Zaia non sarà, perché non proprio un campione di preferenze come lui?
I suoi colleghi come la prenderebbero? Ah, malissimo, perché io ogni volta che c'è questa possibilità so che c'è gente che non dorme di notte. Io invece dormo tranquillamente, quando sono a posto con la mia coscienza sono assolutamente sereno, anzi serenissimo. Chi dormirebbe male non è difficile individuarlo. C'è un segretario veneto, Alberto Stefani, con il quale i rapporti da tempo non sono idilliaci e che è in rampa di lancio come candidato non dovesse essere Zaia. Sempre che Fratelli d'Italia non ci metta lo zampino. I nodi verranno al pettine ormai a giorni. Il ministro Guido Crosetto, fedelissimo di Meloni, è al tavolo del Consiglio dei Ministri in queste ore, ma mette davanti i problemi più impellenti. Vede la voce venti di guerra. Mi occupo di difesa, mi basta quello e avanza. Mentre Zaia ostenta tranquillità. Non ho assolutamente paturnie o non perdo il sonno, quello che accadrà a Roma si vedrà, vedremo cosa accadrà e di conseguenza mi comporterò. Il nodo è quello di Forza Italia, con il Tajani scatenato che ha rigettato qualsiasi ipotesi di scambio tra la Regione e il Comune di Verona, dove il centrodestra convergerebbe su Tosi, e ha messo di traverso nella discussione lo ius scholae, facendo saltare il banco di ogni accordo sul terzo mandato, vista l'opposizione della Lega. Anche se Zaia in qualche modo apre. Loro hanno delle progettualità, che è quella di dare la cittadinanza ai ragazzi che vanno a scuola, che fanno la scuola dell'obbligo per 10 anni e quindi arriverebbero a 16 anni ad avere la cittadinanza, il che vuol dire che fino a 16 anni tu non ce l'hai la cittadinanza. E dall'altro è anche vero che in questo paese con l'attuale legge a 18 anni hai la cittadinanza, quindi alla fine avremo un vantaggio di 2 anni. Marcato sugli azzurri è invece lapidario come sempre. Io credo che siano un po' come un partito in cerca di autore, forse devono capire anche da quale parte collocarsi, se a destra, se a sinistra, se al centro, non lo so. Insomma, l'importante è che poi quando si fa un programma si mantenga la parola sul programma concordato. Dunque si rigioca un'altra partita e Marcato torna a dire: mancando il fuoriclasse c'è bisogno di nomi per la vittoria, e le frecciate come sempre non mancano. Se togliamo via Zaia e magari dopo anche candidiamo Gajina, certo che diventa una partita un po' strana, insomma. Attimi di paura tra Rubano e Mestrino, dove un albero è caduto su 3 auto in corsa. Solo la prontezza dei riflessi degli automobilisti ha permesso di evitare una tragedia lungo la strada regionale 11. Erano le 10 quando un albero è crollato sulla carreggiata ai confini tra i comuni di Rubano e Mestrino. Danni ingenti per i veicoli, ma nessuno si è fatto male e questo è quasi un miracolo. Al chilometro 3,75 hanno lavorato i vigili del fuoco con gli agenti della polizia locale per regolare il traffico, sempre molto intenso, e gli addetti di Veneto Strade. Tra i primi sul posto la sindaca di Rubano, Chiara Buson. Avevamo da poco fatto una perizia su tutti gli alberi e temevo che o fosse sfuggito qualcosa o insomma qualcosa di non previsto. L'albero caduto appartiene a una proprietà privata, non appartiene quindi ai fusti recentemente controllati da un agronomo per verificarne la stabilità. La sindaca ribadisce l'importanza di queste operazioni e invita i cittadini a riflettere. Quando gli alberi sono malati o completamente marci, come in questo caso, non è prevedibile la caduta. Se ci fosse stato un motorino o una bicicletta che percorreva quel tratto di strada, oggi staremmo piangendo qualcuno, e invece per fortuna, per tramite delle assicurazioni, dopo un po' di rotture di scatole, tutto si risolverà e sarà solo un ricordo. Quindi sì, tagliare gli alberi non è mai bello, però quando gli alberi hanno finito la loro vita, oppure sono malati, oppure sono a rischio sradicamento, diventano non più una risorsa ma un grave pericolo. La frana di Cancia a Borca di Cadore di domenica notte, un video mostra il momento esatto in cui l'onda di detriti e fango raggiunge l'abitato. Eccola la frana che domenica notte ha travolto l'abitato di Cancia di Borca di Cadore. In queste immagini impressionanti pubblicate su Facebook da Nives Milani si vede il momento esatto in cui la furia dell'onda detritica si abbatte sulla frazione cadorina ai piedi dell'Antelao, isolando le case e ricoprendo strade e cortili di massi e fango. Siamo stati invasi da 70.000 metri cubi. I vigili del fuoco
ci hanno aperto le porte perché eravamo tutti chiusi in casa da questi macigni. Una manciata di secondi, tanto è bastato alla forza devastatrice della montagna per cambiare il volto del paese ed è un mezzo miracolo che nessuna persona sia rimasta coinvolta. Ad oggi sono 7 le famiglie evacuate dalle loro case, almeno finché non sarà completato lo svuotamento delle vasche a monte dell'abitato. Intanto si continua a ragionare ad una soluzione definitiva nella certezza che quell'imbuto detritico da secoli responsabile di frane e colate talvolta mortali non cesserà di incombere sull'abitato di Cancia. Una serie di azioni da attuare subito a brevissimo termine, come lo svuotamento delle vasche di accumulo, della cosiddetta piazza di deposito, della manutenzione della briglia, cioè il ripristino della briglia. Poi queste opere di contenimento del detrito dovranno essere ampliate, dovranno essere previste anche delle nuove, deve essere ripristinato il sistema di allertamento e reso completamente automatico, ma questo bisogna stare attenti perché un sistema di allerta con tempi di preavviso così brevi può anche causare l'effetto opposto, cioè causare panico fra la popolazione e effetti irrazionali di reazione. Ucciso il bandito in fuga dopo l'assalto al bancomat, inviata al presidente Mattarella la richiesta di grazia per l'ex guardia giurata Massimo Zen. Una lettera con la richiesta di grazia per Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella, che nel 2017 sparò ed uccise Manuel Maior, il giostraio in fuga dopo un assalto ad un bancomat a Vedelago. Allegato una petizione di oltre 1500 firme. Tutto è stato già inviato in posta certificata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa è partita dal consigliere regionale della Lega, Giulio Centenaro. La petizione con le firme continuerà e nel frattempo spero vivamente che il Presidente della Repubblica accolga positivamente la richiesta di grazia per il servitore onesto dello Stato, che a mio parere non dovrebbe stare in carcere, ma gli dovrebbe essere data una medaglia al merito. Centenario si è recato in carcere per incontrare Zen, condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione. Sono andato a visitare verso il carcere veronese di Montorio lo stesso Massimo Zen, che ho trovato veramente combattivo e molto motivato. Una visita che mi ha lasciato grande emozione sia nel conoscerlo che nel portargli la mia solidarietà in quanto consigliere regionale, ma anche per sollecitare l'amministrazione carceraria a fornirgli le adeguate cure dentali di cui ha bisogno l'ex guardia giurata. Problema sollevato da tempo sia da sua moglie che dal suo avvocato difensore. Zen venne condannato il 19 maggio 2021 con rito abbreviato per il reato di omicidio volontario, poiché è ritenuto responsabile di aver sparato contro la vettura in fuga di 3 malviventi che avevano consumato un furto ad una cassa bancomat, uccidendo il giostraio colpito al capo. La Cassazione aveva confermato la pena nonostante la Procura Generale avesse chiesto di annullare la condanna con rinvio in appello. Si tratta di un'iniziativa che accolgo positivamente, spiega il legale di Zen, l'avvocato Alberto Berardi. Ritengo che l'espiazione che ha già subito, la vicenda sottostante e soprattutto le gravi condizioni di salute che affliggono Massimo Zen in sede carceraria, sede che gli impedisce di fatto di poter usufruire delle cure doverose, siano tutti elementi degni di considerazione per favorire, se del caso, una prosecuzione dell'esecuzione in sede esterna, cosa che gli consentirebbe quantomeno di potersi curare rispetto alle patologie che lo affliggono. Lunedì l'avvocato andrà a trovare Massimo Zen in carcere. Io avevo reiterato molte istanze, almeno 5, all'autorità di sorveglianza per favorire una sospensione dell'esecuzione della pena o una forma di esecuzione esterna che consentisse a Massimo Zen di curarsi, e sono in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria sul punto. I carabinieri si erano presentati alla porta della sua casa di Monbaroccio nelle Marche, ma non l'avevano trovata. Arianna Orazzi, 53 anni, è stata trovata invece nel parcheggio del centro commerciale Piazza Grande di Piave di Sacco dai militari della compagnia, che l'hanno arrestata perché deve scontare una condanna all'ergastolo per l'omicidio della madre avvenuto alla vigilia di Natale del 2020. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva passato la notte in una struttura ricettiva della zona. Arianna Orazzi è stata fermata nella serata di giovedì a bordo di un'auto mentre avrebbe tentato vanamente di sfuggire ai controlli sdraiandosi nel sedile posteriore. La donna è stata accompagnata in carcere a Venezia.
Restiamo nel Padovano, a Fontaniva, per l'addio a Fatos Cenay, 58enne, ucciso da un proiettile che lo ha raggiunto alla testa. Riposerà nel cimitero di Fontaniva, nel paese dove vivono la moglie, i 2 figli, le amatissime nipoti Fatos Cenay, il 58enne di origine albanese morto 10 giorni fa dopo che un proiettile lo aveva colpito alla testa mentre domenica 8 giugno stava andando al lavoro in una fattoria didattica del comune con il suo triciclo. Un giallo su cui indagano i carabinieri che non ha ancora nessuna spiegazione. La famiglia accanto alla bara, coperta di rose bianche e rosse, è il silenzio ad accompagnare un saluto composto ma carico di commozione. Un saluto al quale alla spicciolata si aggiungono gli amici di Fatos Cenay e della famiglia. Lui era arrivato in Italia dall'Albania, dove era agente penitenziario, 3 anni fa. La figlia vive qui da tempo e a Fontaniva era stata raggiunta prima dalla mamma e dal fratello. Una famiglia bravissima, dicono i cittadini di Fontaniva, che ringraziano mamma e figlia per la cura che hanno avuto dei loro cari in difficoltà. Un uomo bravissimo, dicono anche di Fatos. Silenzioso e riservato, Fatos Cenay era ben voluto. La morte? Una pazzia, qualcuno ha voluto provare un'arma, ripetono alcuni. Nessuno crede possa essere stato un cacciatore. Un'indagine difficile, neppure l'autopsia sul corpo del 58enne ha rivelato particolari fondamentali. Salutato dal parroco di Fontaniva, don Andrea Mazzon, adesso Fatos Cenay riposerà nel cimitero del paese dove i suoi cari vivono e dove aspetteranno insieme, come insieme hanno trascorso questi giorni difficili, di capire il perché di una morte che per ora non ha alcun motivo. Voltiamo pagina. Venezia, attesa per le nozze di Jeff Bezos. C'è chi racconta di aver intravisto Jeff Bezos già in laguna nelle scorse ore per una toccata e fuga rapida di un paio d'ore, giusto in tempo di un veloce sopralluogo prima di ripartire con il suo jet privato. Di certo l'attesa per le prossime nozze a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è già spasmodica. C'è incertezza anche sulle date, un giallo, un piccolo mistero. Le fonti più accreditate parlano di una prima festa di benvenuto ai 200 ospiti alla Pagoda del Lido il 26 giugno, poi il momento del fatidico sì delle promesse di matrimonio il 27 sull'isola di San Giorgio Maggiore, infine il 28 la festa con il ricevimento di matrimonio alla Scuola Grande della Misericordia. Abbiamo chiesto al mitico Alessandro Sandrone Dalprà, importante e stimato organizzatore di eventi in città, pur non essendo coinvolto in questa organizzazione, cosa ne pensa delle polemiche che sono scaturite in questi giorni. Comprendo che nel 2025 il nostro mestiere ancora non è considerato nella dovuta maniera, nel senso che quando si parla di indotto si parla di hotel, ristoranti, taxi, cosa che sarebbe già tanta cosa, ma in realtà non è la Biennale con decine di migliaia di ospiti e Bezos con 200, non si comprende che certe operazioni richiedono professionalità e competenze di altissimo livello. Con tutto rispetto per i nostri amici di No Bezos, massimo rispetto ribadisco, ma trovo tutto sommato questa contestazione magari ridicola, una parola un po' pesante, ma temo che sia assolutamente ininfluente, per cui inutile. Le nozze dell'anno sono organizzate dall'agenzia internazionale Lanza e Bucina, garanzia internazionale che ha come braccio operativo a Venezia l'agenzia Veneta Rent, la quale ha curato anche le nozze in laguna di George Clooney e Amal. Bisogna ricordare che siamo in una nazione, in una città che gode di democrazia e libertà, anche se a volte viene messa in dubbio, per cui ognuno è libero di fare quello che meglio crede, di godere dei propri diritti come quello di sposarsi. Negare una cosa del genere senza ombra di dubbio alcuno non avrebbe senso e soprattutto porterebbe delle conseguenze molto negative nei confronti della nostra città. Formare i cittadini affinché siano preparati sulle bellezze del proprio territorio per raccontarle ai turisti. A Villa Barbaro di Maser una serata speciale. Con la villa si promuove il territorio, molti migliaia sono i visitatori che ogni anno vengono qui a Maser, è una villa conosciutissima, però con questi eventi vorremmo fosse ancora più conosciuta.
Far crescere il turismo come ulteriore volano economico per un'intera comunità attraverso la promozione di uno dei gioielli architettonici della Marca del Veneto. E questo informando e formando i cittadini affinché siano preparati alle domande dei turisti di passaggio alla scoperta delle colline asolane. Questo è l'obiettivo delle serate dedicate a Villa Barbaro di Maser, espressione tangibile del genio palladiano e dello splendore della Serenissima. Se voi andate in Veneto avete 6 siti da visitare, 4 sono capoluoghi di provincia, gli altri 2 siti sono questa villa e la Canova a Possagno. È la citazione di una guida turistica inglese del secolo scorso, ripresa dal protagonista della serata dedicata alla villa. Storico, docente, ma anche ex senatore della Repubblica e sindaco di Riese, Favero è stato presidente della fondazione dedicata a Canova e ben conosce la forza economica che la cultura e l'arte infondono al turismo. La stessa che la civiltà delle ville portò in queste terre di povertà assoluta. Il Veneto è nato attorno alle ville. La villa soprattutto nasce come attività agricola e talvolta anche qualcosa di più di attività agricola, perché attorno alla villa nascevano anche gli artigiani, eccetera. Le ville normalmente nascevano dove c'erano corsi d'acqua. Il decentramento delle attività economiche del Veneto nasce anche dalle ville. Raccontare la villa ai turisti è quindi un po' un modo per descrivere quel Veneto laborioso che ieri come oggi sa anche vivere la vita. Come negli affreschi di Paolo Veronese, che secondo il professor Favaro, in questi volti e in queste espressioni raccontano anche la storia d'amore tra il pittore e Giustiniana Giustinian, moglie del proprietario Marcantonio Barbaro. Amore clandestino e amore carnale, come per la stanza di Bacco. Che una scritta, non nascondere il fuoco che hai dentro di te, no? E c'è lo scatenamento della gioia amorosa che è collegata anche col vino, ed è tutto sommato la traduzione di quanto si legge nel Cantico dei Cantici della Bibbia, in cui c'è lei che invita lui all'interno della stanza dell'amore, della stanza del vino, anzi lei dice, e per stanza del vino si intende la stanza dove si fa l'amore. È tutto, sigla e previsione del tempo, grazie, buona serata.